Nuovi sindaci e nuovi governi in quasi tutti i 12 comuni della provincia di Agrigento interessati dalle elezioni amministrative. Festa grande ieri sera ad Aragona per la netta affermazione del candidato della grande coalizione Coesione per Aragona, Salvatore Parello, che ha ottenuto 3.507 voti. L'avversario Giuseppe Pendolino si è fermato a quota 2.369 preferenze, oltre 1.000 voti di differenza. Salvatore Parello è sindaco di Aragona con il 53,23% delle preferenze. Una vittoria bellissima, una vittoria che chiude l'entusiasmo che in questa campagna elettorale in 50 giorni ci ha accompagnato, l'entusiasmo dei giovani, l'entusiasmo dei meno giovani, l'entusiasmo dei candidati, l'entusiasmo di tutta Aragona. È stata una campagna elettorale bellissima, positiva, emozionante, gioiosa. Molte proposte da parte della gente, qualcuno che non voleva andare a votare, ci siamo confrontati con tanti, con le donne, con gli anziani, con le associazioni di categoria, con i gruppi di volontariato, con gli imprenditori, con i commercianti. Sono stati 50 giorni intensi, bellissimo il risultato perché a capo di tanto lavoro, ecco, poi dopo 50 giorni di intenso lavoro, non solo da parte mia ma anche del gruppo, dei sostenitori, arrivare a questo risultato così emozionante, 1.000 voti di scarto circa. Io oggi sono il sindaco di Aragona, non di alcuni aragonesi, di quelli che mi hanno votato. Sono sindaco di tutti gli aragonesi, dal più grande al più piccolo, da quello che appartiene al ceto sociale più ricco a quello che appartiene al ceto sociale meno ricco. Sono sindaco degli immigrati che abitano ad Aragona, delle comunità che sono ad Aragona, sono sindaco dei cattolici così come di quelli che non sono cattolici, sono sindaco di tutti gli aragonesi. Io mi spenderò ogni giorno per tutti gli aragonesi e quello che ho promesso durante la campagna elettorale lo farò ogni giorno, lo farò come unico ed esclusivo mestiere. Io farò il sindaco per 5 anni, io non avrò altre attività. Il nuovo sindaco di Campobello di Licata è Giovanni Gioacchino Picone del Partito Democratico, che ha vinto con il 47,37% di preferenze, pari a 3.157 voti. Al secondo posto si è classificato con 2.434 voti il candidato di UDC e Patto per il Territorio Giovanni D'Angelo. La terza in corsa, Angelissa Falsone del Popolo della Libertà, si è fermata a 417 preferenze. Il deputato regionale del Partito Democratico Giacomo Di Benedetto è il nuovo primo cittadino di Raffadali. Il parlamentare siciliano ha battuto al fotofinish il candidato della PDL Franco Laporta. Io sarò il sindaco di tutti i raffadalesi. In primo luogo sarò il sindaco dei raffadalesi seri, onesti, dei dipendenti comunali che fanno il loro dovere, dei cittadini che si impegnano per risollevare le sorti di questo paese. Non vogliamo lavorare da soli in questo paese, dobbiamo raccogliere le forze migliori di Raffadali e spingere tutti affinché tutti ci si sbracci per ridare una nuova immagine, un nuovo volto e risollevare la cultura, l'economia e il vivere civile in questo paese. È uno sforzo collettivo che il paese deve fare. Ha una dedica particolare per questo successo qui a Raffadali? Sì, io questa vittoria a Raffadali, che non è io ero il candidato a sindaco, ma è una vittoria di tanti giovani, di tanti ragazzi, di gran parte del popolo di Raffadali, di tanti militanti. Io credo che di dedicarla a tutti quelli che negli anni si sono battuti da un lato per far crescere questo paese e migliorarlo. Io ricordo i sindaci che sono stati a Raffadali, figure emblematiche come Cesare Sessa, mio zio Salvatore Di Benedetto, Vittorio Giundi, Michelangelo La Rocca, Imbordino e tanti altri che ci sono stati e che hanno mantenuto alta la bandiera della dignità del popolo di Raffadali. A Sciacca al ballottaggio Di Paola con 11.902 voti e Marsala con 5.098 voti. Terzo posto per il candidato Vincenzo Guerreri con 2.180 voti, poi Emma Gianni 2.040 voti e infine Giuseppe Turco 1.734 preferenze. A Bivona non c'è stata partita. È stato confermato sindaco Giovanni Panepinto del Partito Democratico. Il deputato regionale ha ottenuto 1.685 voti
voti ed il 62,92% di preferenze. L'antagonista Paolo Barone si è fermato a 648 voti con il 24,20% di preferenze. Anche a Casteltermini non cambia sindaco, rimane primo cittadino Nuccio Sapia del PID con oltre il 45% di preferenze e oltre 2700 voti. Il secondo classificato è Stefano Licata con 2070 voti. Terzo è arrivato Sebastiano Infantino con 456 voti. Il nuovo sindaco di Cattolica Eraclea è Nicolò Termine della lista Ricostruiamo il Paese. La sua è stata una vittoria netta, 1424 voti. Secondo classificato Giuseppe Di Benedetto, 529 preferenze. Ultimo Giovanni Gentile, 523 voti. Per 24 voti di differenza Felice Raneri è il nuovo sindaco di Comitini. Paese dunque diviso a metà con l'imprenditore Raneri che ha ottenuto 373 voti, mentre il giovane antagonista Salvatore Bruno che si è fermato a 349 voti. Bellissima ed entusiasmante la sfida sull'isola di Lampedusa. Il nuovo sindaco è una donna, l'ambientalista Giusy Nicolini, che ha sbaragliato la concorrenza di 4 agguerriti uomini. Nicolini ha vinto con 1005 voti. Dietro di lei Bruno Siragusa con 801 voti. Poi Salvatore Martello, 702 preferenze. Quarto si è classificato l'ex sindaco Dino De Rubeis con 672 voti. E ultimo Maurizio Di Malta con 22 voti. Clamoroso a Montallegro, dove il paese sarà governato da una strana coalizione, Popolo della Libertà, Partito Democratico e Movimento per l'Autonomia. Il nuovo sindaco è Pietro Baio, che con 1018 voti ha battuto lo sfidante di Grande Sud, UDC e FLI, Giovanni Piruzza, che si è fermato a 827 preferenze. Sfida equilibrata a Santa Margherita di Belice. Vince Francesco Valenti con 1908 voti, su Calogero Maggio 1516 preferenze. A Villa Franca Sicula eletto sindaco Domenico Balsamo, che ha battuto Adriano Mulè Cascio.